da San Siro Calcio a San Siro Ippodromo del Trotto. Iperide, guidato da Albonetti, ha vinto il Gran Premio Paolo e Orsino Orsimangelli, dotato di 25 milioni di premi e disputato sulla distanza di 2100 metri. 12 cavalli al via, squalificato per rottura alla partenza Aiglon. Il pubblico ha dovuto accontentarsi di seguire la corsa sul rettilineo delle tribune. L'occhio della telecamera ci permette di fornirvi, a dispetto della nebbia, una documentazione più completa. Va al comando Furgman, numero 5, guidato da Giancarlo Baldi. Siamo sulla prima curva. Ora i cavalli stanno per entrare sul rettilineo opposto alle tribune, dove Furgman viene affiancato da Landerberger, numero 12. Dietro si forma una seconda coppia, Arcos del Ronco, numero 6, e Atmos, numero 7. Li seguono Fornero, numero 3, e Iperide, 4. Si andrà avanti praticamente così fino ai 500 metri dall'arrivo. Il successo di Iperide, soprattutto nel modo in cui esso è maturato, ha riconfermato in pieno il valore di questo cavallo, sul quale la sconfitta subita nel derby aveva fatto sorgere non pochi dubbi. Al passaggio davanti alle tribune è sempre al comando Furgman, affiancato da Landerberger, seguono Arcos del Ronco e Atmos, e poi Fornero e Iperide. Nessun mutamento pratico anche sulla penultima curva. Ecco i cavalli all'ingresso di questa curva. La gara sta per entrare nel vivo, infatti, come si è detto, verrà decisa a metà di questo rettilineo. Dall'esterno Iperide attacca, mentre Atmos va ad affiancare la coppia di testa. All'ingresso nell'ultima curva, ecco dalla corda all'esterno Furgman, Landerberger, Atmos e Iperide. Insiste Iperide. Al termine della curva il quartetto si è sfaldato. Sul rettilineo Iperide avanza prepotentemente, lo vedremo fra poco col numero 4, è distinguibile chiaramente. Eccolo nella fase di attacco, quella definitiva. Landerberger è alla frusta ed è attaccato anche da Fornero. Iperide vince nel tempo di 2 primi 45 secondi netti davanti a Fornero e Arcos del Ronco.